I numeri sono un po' preoccupanti, nel senso che abbiamo all'incirca il 15% di autisti che non sono dotati della certificazione verde. Numeri che metterebbero in forse il corretto funzionamento della macchina della mobilità trevigiana a partire dal 15, giorno in cui scatta l'obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori. Circa 70 gli autisti sui 470 in totale della MOM che ne sarebbero al momento sprovvisti, stando ai dati raccolti dall'azienda che proprio per far fronte alle eventuali criticità ha richiesto ai suoi dipendenti di comunicarne il possesso o meno. Ma giocare d'anticipo non azzera le incognite in un sistema di turnazione di dipendenti che gravitano su 20 depositi esterni in provincia da sommare ai 14 servizi scolastici. I nostri turni di lavoro possono essere due o tre riprese e quindi ci sono 2 o 3 dipendenti che fanno quel turno di servizio. Quindi l'organizzazione, la difficoltà di organizzare un servizio di questo tipo in condizioni come queste è piuttosto alta. Tentare di parare i colpi per garantire le 3.500 corse giornaliere è l'obiettivo. E adesso stiamo cercando di capire dove sono le criticità più importanti, stiamo vedendo come parare il colpo, perché questo è un problema di tutte le aziende del trasporto pubblico, e cercheremo di risolvere tutte le problematiche. Se non le risolviamo tutte, purtroppo qualcosa scapperà e quindi qualche corsa dovrà, gioco forza, non essere autorizzata e quindi fatta. Venerdì si comincia con i controlli a campione, spiega Colladon, per avere il polso di quello che poi andrà ritarato. Assumere no, perché è impossibile, perché non si sa nemmeno il tempo. In più c'è la difficoltà di avere degli autisti, perché ormai tutte le aziende di trasporto hanno difficoltà a reperire autisti e quindi se tutti i 70 non fossero dotati di tampone sicuramente delle criticità importanti le incontreremo. Noi stiamo cercando di risolvere però questo problema qua. Non so se lo risolviamo completamente, ma speriamo di risolverlo in parte. E oggi lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto da alcune sigle sindacali. Qualche problematica c'è, è uno sciopero nazionale oggi, meno sull'urbano, un po' di più sull'est urbano, però insomma sono numeri contenuti.